I Murazzi, imponenti muraglioni eretti nel XV secolo alle spalle dell'abitato di Longarone, rimasti quasi indenni all'ondata devastatrice del 9 ottobre 1963, sono oggi monumento nazionale e dal 2012 sede degli orti comunali. Per loro però è giunta l'ora di un nuovo giorno che si lega alla scuola materna soprastante. L'obiettivo intanto è mettere a norma e sistemare la scuola Lauro, che è una donazione dell'armatore Achille Lauro appena dopo il disastro del Vajont e che da sempre è stata una scuola dell'infanzia gestita prima dalle suore, poi nel 2010 le suore ci lasciarono e adesso è diventato un istituto, diciamo così, scolastico statale. I Murazzi sono un'opera gigantesca, per la cui costruzione ci vollero i secoli intercorrenti tra il 1500 e il 1817, quando furono terminati. Nell'epoca della fame del 1782, la famiglia Sartori, che li aveva acquistati tra la fine del 1600 e l'inizio del 1700, vi faceva lavorare i paesani di Longarone e degli altri villaggi, accordando loro come compenso una quotidiana misura di farina. Attraverso anche questo concorso di progettazione vediamo se riusciamo a trovare una soluzione che possa permettere di ridare ad un luogo che ha una grandissima e straordinaria importanza storica, a questo luogo suggestivo del nostro comune, un degno, diciamo così, valore. Nati per consentire la coltivazione di nuove terre e il contenimento delle frane, non sono però conosciuti come invece meriterebbero. Noi abbiamo proprio idea che questo possa contribuire, oltre alla storia nostra legata al Vajont, a creare un presupposto per attirare sicuramente delle persone.